sleigh. Natale, tempo di regali. Per chi cerca qualcosa di originale e utile, nel tradizionale mercatino con le casette di legno lungo Corso Garibaldi e ai piedi della ruota panoramica in piazza Cavour ad Ancona si può trovare il pensierino perfetto. Bigiotteria, cappelli, sciarpe, prodotti naturali, dolci e articoli natalizi per addobbare la propria casa. Curiosando tra i vari oggetti, si rimane incantati dalle meravigliose palle per l'albero di Natale in vetro soffiato, decorate interamente a mano. Da quelle con i paesaggi a quelle ornate con i cristalli, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Le palle vengono comprate per sé, per addobbare il proprio albero, oppure anche per fare dei regali? Prima di tutto molti le prendono per sé perché ormai hanno fatto una tradizione che almeno una palla all'anno se la fanno, perché piano piano si fanno tutto l'albero. E comunque la palla viene anche regalata perché la palla è un segno di buon auspicio, specialmente sotto Natale. Carini, utili ed economici, i prodotti profumati sono tra i pensierini più apprezzati. Da Assisi arrivano i sacchetti alla lavanda, di tutte le forme, riproducono anche la scena della Natività. Tutti gli oggettini fatti a mano dalle sarte pieni di fiori di lavanda. Il pensierino perfetto per Natale? Sì, molti comprano per piccolino, va bene per tutti. Saponette a base di ingredienti tutti naturali, fatti tutti a mano, assemblati tutti a mano, di tutti i colori, di tutte le profumazioni. Qual è quella che va per la maggiore? Veramente un po' tutte, varie profumazioni, dal pompelmo al fiore, alla lavanda, all'anice, al cioccolato. E se il profumo di cioccolato e di croccante appena sfornato è irresistibile, i più golosi possono scegliere tra moltissimi tipi di dolci. Torroni e cioccolati artigianali, poi vendiamo anche castagne, vin brûlé e liquori al cioccolato molto buoni. Da dove viene? Da Cesenatico, sono 5 anni che veniamo qui a fare il mercatino.